Buongiorno a tutti e benvenuti in questo spazio all'interno del quale vi presento l'ebook Introduzione alla magia radionica. Io sono Ildegarda e vi parlo di questo ebook che nasce da un progetto di studio portato avanti da un piccolo gruppo di persone che si sono addentrate in quello che è un percorso di crescita, cambiamento e rinnovamento. All'interno dell'ebook io ho scritto spiegando quali sono i principali passaggi che vengono eseguiti quando si intraprende un vero percorso di cambiamento interiore. Sono moltissime le strade che oggi sono a disposizione delle persone che intendono non solo migliorare la propria esistenza, ma anche dare un'impronta con forti connotazioni spirituali al loro quotidiano. Anche perché si comincia a percepire all'interno proprio dell'animo umano un grosso vuoto che non è colmabile con nessun aspetto materiale. Sono tempi particolari questi, per cui le persone cercano un contatto più profondo, proprio perché siamo continuamente fagocitati da richieste, pressioni sociali, aspettative che però non sono connaturate all'essere umano. L'essere umano ha perso un po' la sua dimensione reale, la dimensione che lo collega, lo inserisce, lo contestualizza in quello che è questo mondo. Ma è stato creato un mondo, diciamo, artificiale, artificioso, e di conseguenza questo non potersi inserire in modo corretto, perché c'è una forzatura tra quello che è il vero essere umano, la sua vera ambizione e quella che viene indotta attualmente. E in questo vuoto l'essere umano rischia di perdersi perché non sa come colmarlo. Intanto non sa più chi è, noi non sappiamo più chi siamo, ma sappiamo cosa ci insegnano ad essere. E questo anche il grande segreto che viene insomma condensato nella massima: siate bambini, tornate a guardare il mondo con gli occhi dei bambini, perché i bambini sanno perfettamente chi sono prima di dimenticare tutto a seguito di quello che è la formazione che gli viene data. Nel testo spiego che l'essere umano deve lavorare contemporaneamente su 3 principali colonne, come se fossero delle gambe di un cavalletto, no? Immaginiamo che noi siamo la macchina da presa che guarda verso l'esterno, verso il mondo, ognuno con la propria prospettiva. E però dobbiamo essere allineati e bilanciati sulla base del terreno su cui poggiamo. E per farlo dobbiamo appoggiare queste 3 gambe, perché il cavalletto ha 3 gambe, che sono l'aspetto fisico, una gamba, l'aspetto mentale, un'altra gamba, l'aspetto animico, la terza gamba. Dunque il percorso cosa intende fare? Sviluppare queste 3 basi di appoggio importantissime, proprio perché partiamo tutti da terreni differenti. Dunque bisogna svilupparle correttamente, appoggiarle correttamente al terreno per permetterci
la giusta visuale dalla prospettiva della nostra camera, cioè quello che noi percepiamo del mondo, come una camera che percepisce in modo neutro tutto quello che avviene, ma messa in condizione di farlo perché è in equilibrio. Dunque noi dobbiamo trovare il nostro equilibrio lavorando su questi 3 punti di partenza, importantissimi punti di appoggio che ho menzionato poco prima. Dunque abbiamo coniugato non solo gli insegnamenti delle scuole iniziatiche tradizionali, ma l'abbiamo coniugati alla radionica. Scusate. La radionica ha radici antichissime, sicuramente almeno quanto le tradizioni iniziatiche, perché veniva usata tantissimo già nell'antico Egitto e fondamentalmente è un tramite che noi possiamo utilizzare per entrare in connessione con quella parte di noi stessi interiore, onnisciente, che vede tutto e conosce tutto. Quando entriamo appunto in connessione con questo aspetto di noi e quando utilizziamo poi le onde di forma per influenzare la nostra vita, noi facciamo un lavoro di tipo eterico, cioè noi lavoriamo sul campo eterico per condizionare poi a caduta dei cambiamenti nel campo fisico, cioè nell'aspetto materiale della nostra esistenza. E dunque possiamo lavorare in sinergia, ed è una cosa meravigliosa e bellissima che possiamo fare, sfruttando appunto non solo quello che sono le nostre potenzialità della mente, ma anche i campi di forza, cioè le onde di forma che possono dare un grande contributo. Ma resta fondamentale, ed è assolutamente il primo passaggio, quello di compiere uno sforzo, ma anche un esercizio di dominio del sé. E infatti il primo punto è controllare il chiacchiericcio della nostra mente, essere consapevoli di cosa ci raccontiamo ogni giorno. Questo è il primo punto fondamentale e infatti in questo ambito abbiamo spiegato bene nelle book come fare in modo pratico questa osservazione del sé. E un'altra cosa importante, dopo aver spiegato tutte queste cose per mettervi in condizione di cominciare da subito, senza dubbi, senza remore, senza difficoltà nel fare un vero percorso di cambiamento consapevole, abbiamo anche indicato come difendersi, perché è vero che noi lavoriamo internamente, ma quello che noi conquistiamo a piccoli passi, giorno dopo giorno, migliorando sempre, può essere messo a repentaglio da momenti in cui abbassiamo le nostre difese, la nostra attenzione, perché ancora il nostro esercizio di volontà non ci ha resi forti e determinati e inviolabili, diciamo così, invulnerabili. Ma dobbiamo difendere dunque questa nostra conquista, come? Cominciando a proteggerci da quelle che sono le interferenze e le influenze esterne. Scopriremo poi che non c'è una grande differenza fra interno ed esterno, ma inizialmente, siccome proiettiamo noi, inizialmente dobbiamo tutelarci dalle nostre stesse proiezioni, fino a che non avremo corretto la mira dall'interno. Dunque impariamo tutte queste cose
spiegate passo passo, in modo da rendere tutto più semplice, e come dono finale all'interno di questo ebook abbiamo messo a disposizione 7 sigilli salomonici planetari all'interno di circuiti radionici, che non richiedono dunque il cerimoniale di attivazione, che tra l'altro è vero, è bellissimo, però non è alla portata dei neofiti. Dunque, nonostante ciò, ben consapevoli dell'importanza che ha il poterci schermare e dirigere le influenze astrali, abbiamo deciso di donare appunto 7 sigilli per aiutarvi in tutti i campi della vita. Dunque io vi invito a leggere questo ebook, a metterlo in pratica, a trarne il massimo beneficio. Vi ringrazio per avermi ascoltato, spero che continuate a seguirci e se volete potrete con il link qui sotto trovare l'ebook e spero vi iscriviate al canale per non perdere i prossimi appuntamenti. Vi ringrazio tantissimo, vi saluto con tanto affetto, che Dio ci benedica, alla prossima, un abbraccio da Hildegard.